Mi racconti un pochino come ha cominciato questa sua attività, magari ecco, dalla sua giovinezza un Nella mia po'. giovinezza, certo ero bambino, quando ho Ecco, cominciato a recitare a scuola, come si fa solitamente. ecco. Ogni anno alla chiusura della scuola ci chiamavano a fare questo spettacolo di chiusura e io non mancavo quasi mai, cioè mai. Fino alla quinta elementare ho sempre recitato, poi sono venuto a Cagliari e ho praticato un collegio a San Lucifero che non esiste più adesso. Capito, lei non abitava a Cagliari, era di un paese. No, io sono nato in paese e Ecco. sono vissuto fino a 12 anni in paese, poi sono venuto a Di Cagliari, che paese? Guasila. Di Guasila, ho capito. E poi sono venuto a Cagliari, ho seguito anche a Cagliari, sono capitato in un collegio dove c'era un circolo di giovani, dove c'erano dei bravissimi attori, ricordo. Sempre teatro dialettale o Sempre anche? teatro dialettale, una cosa strana, Ecco. sempre teatro dialettale. Abbiamo fatto anche teatro in lingua italiana, Ho capito. però Non non era per noi, insomma, lo facevamo tanto per cambiare un po'. I miei fratelli hanno recitato anche in italiano, hanno fatto dei drammoni famosi, fatti per i circoli cattolici, eccetera, storici, drammoni storici, ma io non mi cimentavo quasi mai, una o due volte. Ho fatto Villa Paradiso, mi sembra, di Fusili, era una commedia brillante, Ah, capito. ma 3-4 volte basta, poi Ho abbiamo capito. ripreso, quando siamo cresciuti, cominciare a imitare i grandi e abbiamo fatto Pandori, Bandidori, tutte queste cose qua. Tutti abbiamo scoperto Garau e Garau abbiamo finito, perché altri copioni purtroppo, altri scrittori, purtroppo è morto Garau, adesso non ha. Certo. E lei ha recitato anche qualche testo suo, ha scritto qualcosa di suo, o solo. No, io purtroppo testi miei non sono mai stato capace di scrivere. Ho sempre succhiato la ruota degli altri, e cioè io prendo un copione, me lo trasformo Secondo la sua alla mia personalità. personalità Ecco. e anche la personalità degli altri, perché io non sono solamente Antonino Medas, ma c'è Plinio Medas, Totoi Medas, Francesco Medas, Infatti. Emma Medas, eccetera, e ci sono anche altri, Infatti, Mario Medas e tutta questa gente qua. Perciò i copioni io li trasformavo, tanto che sono stato accusato di sfuriare troppo, insomma, di snobbare un po' l'autore. Di andare un po' Ma fuori. d'altro canto, dico questo, certi copioni se non sono riletti e tagliati e aggiunti, è inutile, non servono. Io non ho mai detto niente riguardo a Garau, in sua gelosia, ma voglio fare la verità, perché per esempio l'ultima opera di Garau, che sarebbe, non è l'ultima, la penultima, sarebbe il Sommo dei Subacchi, io l'ho trasformato completamente trasformato, perché era fatto per 3-4 personaggi, io invece l'ho fatto solamente per 2 personaggi, perché lo ritenevo adatto a un monologo, quasi un monologo. Ecco perché ha avuto il successo che ha avuto, se siamo sinceri e chiari. Ora io questo non vorrei neanche lo scrivesse, perché sembra che voglia fare polemica con quella gente che hanno difeso Garau a spada tratta e hanno un po' si sono lamentati appunto per questo mio modo di fare delle commedie di Garau, l'interpretazione per lui andava bene. Ciò che li seccava era quello di andare a toccare le cose sue per mettere altre. Beh, aveva ragione anche lui, perché era una creatura sua, insomma, e toccarglieli come se io scrivessi un romanzo, poi me lo cambiano, e quello mi servirebbe anche a me. Ma purtroppo dobbiamo dire che se successo c'è stato, perché c'è stato successo, cioè le commedie di Garau sono state conosciutissime, lo devono anche alla nostra, anche quella dei miei fratelli, alla nostra intelligenza di questo personaggio. Io lo sfrutterei in questa maniera, non in questa, come ha fatto Garau e tante altre cose. Noi abbiamo messo la musica, abbiamo fatto tutto da noi, non è che siamo andati a cercare altra gente, che c'è Plinio che scrive musica e allora tutte le commedie lui
le musicava e le musiche ancora. Ecco, ritornando un pochino all'inizio della sua vita, siamo arrivati a 12 anni, lei è arrivato a Cagliari. Poi sono arrivato a Cagliari, mi sono messo a recitare con i grandi e facevo la parte della donna. Ricordo ancora lì a San Lucifero, prima ho fatto la gavetta, ho aiutato, come si fa. Lei mi ha parlato di un collegio, è entrato a far parte, cioè studiava sì, con... Sì, studiavo in un collegio a Cagliari, di via San Lucifero, si chiamava Collegio San Lucifero, dove c'era un prete che conoscevamo noi, conosceva mio padre, mi aveva mandato lì. Facevo ripetizioni private e lì c'era questo circolo dove c'era questa compagnia di giovani e allora mi sono accodato a loro. Ho fatto prima, ripeto, il ragazzino che aiutava a fare le scene, aiutava. Un pochino attrezzista, macchinista. Piano macchinista. piano hanno capito che io ero un appassionato alla commedia sarda e mi hanno fatto fare la parte della donna, la parte di Antioca in Padori. E in seguito a questo poi sono venuto via, sono andato a Bonorva. A Bonorva ho un determinato collegio di frati e lì c'è poco da fare, la mia passione era quella, lo studio lo lasciavo in latino, per me era stava in secondo piano. Era in secondo piano, infatti ero sempre sotto e anche lì mi metteva a fare delle commedie, improvvisavo. Ecco, inventava, voglio dire. Inventavo, sì, improvvisavo. Un po'... Poi quando ho lasciato Bonorva sono venuto a Cagliari, ritrovato a Cagliari dopo 2 anni e sono venuto a fare il militare. E anche da militare? Avevo 16 anni e mezzo, io sono sì, proprio giovanissimo. Non ero volontario, ero proprio di leva, c'erano chiamato a un'età proprio... E lì ho fatto la guerra, sono stato prigioniero in Germania, eppure anche nel lager, durante la prigionia, con tutta la fame e tutti i disagi che c'erano, non mi sono messo a recitare. Io ho fatto la compagnia e facevamo un'orchestrina più le barzellette per gli altri prigionieri che c'erano come noi. Poi finita la guerra sono ritornato a Cagliari, mi sono sposato e mi sono sposato con una ragazza che ha recitato con me da bambino. Ecco. Eravamo fidanzati da allora, da bambino. Ed è riuscito veramente, sono riuscito a sposare, siamo riusciti a sposarci, insomma, è proprio il destino. E anche lei è bravissima, una bravissima attrice. Infatti appunto la compagnia è formata dai Medas, proprio perché lei è un po', diciamo, capocomico, ecco, chiamiamolo capocomico, come si diceva una volta. E così. Gli altri componenti della compagnia, appunto sua moglie e poi... E mia moglie, poi c'è tutti i miei fratelli, ho detto. Ecco, infatti. 2 mie sorelle. E poi qualche aiuto esterno c'è sempre, insomma. Dopodiché ho ripreso a recitare dopo sposato, facendo qualche fuga clandestina da casa, dicendo che andavo a fare commissioni, invece andavo a fare lo spettacolo con i miei fratelli. Abbiamo cominciato col canto però, dopo finita la guerra. Io ho fatto il primo applauso alla televisione, appena è uscita la televisione in Italia, va bene, qui in continente, qui non c'era ancora la televisione. Abbiamo fatto il primo applauso e ho preso il secondo posto, perché era a gare, presentava Corrado allora. Abbiamo cominciato a cantare con le canzoni che mio zio, un professore di lettere, faceva da ragazzo. Noi le abbiamo un po' arrangiate e abbiamo lasciato queste canzoni. E canzoni italiane o no, sempre in dialetto? Sempre in dialetto. Sempre in dialetto. Sempre in dialetto guasilese proprio, in dialetto trecentese. Dopodiché abbiamo ripreso a recitare un'altra volta. Perciò adesso io l'anno preciso non me lo ricordo.
da molti anni che stiamo recitando. Ma lei... Circa 40 anni che stiamo recitando, non è mica un giorno, una vita. E come faceva a conciliare, come ha fatto a conciliare il lavoro col teatro? Sacrifici, perché io mi sono impiegato in un negozio di elettricità, uscito da lavoro alle 8, me ne andavo subito a provare. Ecco, avete una sede, Poi, dove provare, un posto sì, fisso? avevamo un teatrino noi, un teatrino ecco. fatto da noi prima della guerra, a San Mauro. Avevamo fatto un teatrino noi lì. Quel teatrino, quello che c'è di San Mauro, che esiste ancora. E dove fanno anche delle prove di un coro, sì. Lì, qui l'abbiamo fatto noi quel teatrino lì. Poi l'abbiamo ripreso un'altra volta. Siamo andati là, l'abbiamo ripreso per 10 anni e facciamo le prove, sempre le prove e anche spettacoli. Anche rappresentazioni. Anche rappresentazioni abbiamo fatto in quel teatro lì. E così abbiamo continuato sempre, fino adesso, insomma. Sempre provando, sempre in quel... No, non ci hanno tolto perché hanno fatto, non mi ricordo che cosa, per i drogati. Ho capito, perché adesso a San Mauro, sì. Però l'hanno ripreso gli altri, non so che ci facciano per le riunioni e non lo danno più per trovare. Ho capito. E questo, insomma, i vostri spettacoli, in genere, dove li avete rappresentati? Oltre che a Cagliari, oltre che per le televisioni private? Perché, in tutta la Sardegna. Tutta la Sardegna, ma anche fuori, anche nella penisola? Io sono andato a Milano e a Roma. A dare sempre sul mondo dei Ciubacchesi, chiamato Cinisu, adesso l'hanno chiamato Cinisu, che quello è stato l'errore che non avrebbe dovuto fare, perché io mi sono opposto ma non ce l'ho fatta. Sempre di Garau. Sempre di Garau, sì, che è sul mondo dei Ciubacchesi per essere precisi, sì, l'ho sempre chiamato sul mondo dei Ciubacchesi, mai Cinisu, anche se l'ho interpretato. Io a Vidiolina l'avevo visto con Cinisu. Cinisu, è una cosa che Garau ha seccato molto e aveva ragione. Perché quello è sul mondo dei Ciubacchesi. E lì sono andato a Milano ho fatto una settimana a Roma e poi sono stato adesso non mi viene sempre in Italia o anche all'estero? In Italia. Poi siamo andati all'estero e abbiamo fatto Padori, abbiamo fatto in Francia, in Belgio e in Germania. Per un pubblico italiano? No, c'era il pubblico sardo, ecco, era un pubblico sardo, per forza. Certo, ma anche a Milano e anche a Roma? A Milano e a Roma, per esempio, c'erano i milanesi. Ecco, e nonostante la difficoltà della lingua, la difficoltà della lingua l'hanno apprezzatissima. Ecco, ci sono state delle critiche. Hanno capito tutto quanto il dramma di quest'uomo. Insomma, io ho molta mimica. E non mi esprimo solamente con le parole, ma anche con la mimica, in modo da far capire certe situazioni che sono state capite benissimo. Anzi, c'è stata un'artista, un'attrice, una vecchia attrice che mi ha abbracciato e mi ha detto così si deve recitare. Se recitasse tutti come lei, questo mi dimentico. E poi ho avuto delle critiche. Allora, abbiamo parlato appunto delle tournée, abbiamo detto la penisola appunto Milano-Roma e poi all'estero per gli immigrati. Sì, prima all'estero, poi abbiamo fatto Milano e Roma. Ecco, prima all'estero e poi Milano-Roma, sì. Ecco, mi ricordo, adesso io non ho guardato, ma mi ricordo di aver letto qualcosa del tipo paragone di lei con Edoardo, ecco, che cosa... Pino Fiori. Ecco, infatti mi ricordo. È una cosa troppo grande, troppo grossa, insomma. A me piace recitare, forse recito anche bene, questo lo dicono loro. Se l'hanno detto vuol dire che è vero. Però capirai Edoardo era un autore. So che manca a me, io non sono un autore, io sono uno che interpreta le cose degli altri. Ripeto, facendo le debite revisioni di tutti i testi, ma non dirò che l'ho voluto fare. Complimento, insomma. Un bel complimento, secondo me, meritato. Senta, a proposito, per quanto riguarda un po' le spese delle tournée, delle strutture teatrali, tutto quanto, avete degli appoggi? Dunque, noi fino a 7 anni fa non abbiamo mai preso un soldo da nessuno.
abbiamo fatto sempre le cose noi stessi, con le vostre, tutta la vostra organizzazione, scenari, un altro mio fratello Francesco che faceva gli scenari, niente, non abbiamo preso mai Costumi, niente. Poi insomma. ultimamente invece abbiamo cominciato a organizzarsi un pochettino meglio e qualche cosa è venuta, Contributi? ma neanche le spese, No, sempre... ma neanche le spese. Sembra che la passione, La passione va basta, oltre la passione tutto. basta. Infatti è stata una cosa che mi ha anche disgustato molto, mi sono ammalato anche poi, tante cose, strappazzo, lo stress è stato troppo, ho avuto l'esaurimento, ma non c'era soddisfazione più oramai, perché arrivato a un certo punto uno dice vabbè la passione è una cosa, ma io sono un pensionato. E cominciamo a intaccare la pensione per la recita, ma che me lo fa fare? Certo. Ho cominciato a preoccuparmi, perché la cosa cominciava a gravare troppo. Certo. E quando lei pensa che noi siamo andati, che siamo andati in Belgio e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, con le spese giuste, neanche un pacchetto di sigarette, perché le sigarette le devo comprare con i soldi nostri. Certo. Ecco, appunto, questa la possibilità di andare fuori, avete avuto un appoggio finanziario? Un appoggio finanziario, sì, superare almeno le spese. Per esempio noi spendevamo per uno scenario 15 milioni, tanto per dire, che è poco, perché oggi, come fanno le cose oggi, non è come prima, noi mettevamo 2 lenzuola, 2 sedie, un recipiente appeso, cose interessate avevamo da noi, che poi mi hanno distrutto tutto anche, e la scena era fatta. Ma oggi pretendono che si reciti con delle scene come si deve, fatte da un architetto, da un geometra, da uno scenografo, vero che viene pagato profumatamente, le musiche fatte lo stesso da gente professionista, e questa gente vuole i quattrini, e dove quelle spese non ci pensi neanche perché non vengono recuperate mai. Comunque la musica mi risulta che è un po' anche in famiglia, cioè, ci sono musicisti. Sì, beh, in casa, anche in casa mia, ma anche mio fratello è bravo componendo, sa adattare molto bene, anche se non è un diplomato, ma c'ha molto ingegno. Quello che si vede di più è il Sumo del Subacchis, devo dire la verità. Poi viene Bandidori, che è una commedia di Melis, che è molto bella quella commedia lì. Prima c'avevo Bandidori nel cuore, perché non conoscevo ancora, avevo messo su ancora questo Bacchis, ma poi ho preso Bacchis e quello ha superato tutto. Allora, Francesco Medas, un altro dei Medas, che cosa può raccontarci, ecco, di questa esperienza teatrale in famiglia, con suo fratello e con tutta... Un'ultima esperienza. Una passione anche la sua, senza dubbio, da giovane, da ragazzo, sì, come sì, per... sì, anche io, cioè praticamente come tutti noi abbiamo recitato da giovanissimi anzi. Quindi, insomma... Cosa vuole che dica? Stavamo parlando a proposito di che cosa? Dove che siamo arrivati? Del più grande successo che io ho detto, che per me è stato l'ultimo che ho fatto, è stato Sumo del Subacchis, e dopo viene Bandidori, e poi Padori anche ci ha dato molta soddisfazione. Padori, quando avevamo Padori riempivamo il massimo. Al massimo, noi per recitare al massimo, avevo riempito la sala. A Cagliari che teatri avete? A Cagliari, a Cagliari pochi teatri, cioè al massimo, ai Salesiani, e poi a Raffieri, all'Auditorio anche, sì, all'Auditorio, poi al Vicoletto, dove c'è quell'arco per andare all'ospedale. Teatro dell'Arco. Quello ci ho fatto una settimana io. Molte repliche, in genere quando hai per esempio del mondo di Tsubakis, quante repliche? Io non ho fatto almeno, in Sardegna ne ho fatto almeno una 50, poi in continente ne ho fatto una 20.
prossimi impegni c'è qualcosa in programma? Stiamo cercando di mettere su, vero Francesco? Sì. Qualche cosa adesso. Ci sono delle difficoltà più organizzative che altro, perché ripeto, noi i soldi non li aspettiamo da nessuno, tanto non ce ne danno, quindi ti aspettare. No, è strano, una cosa così importante, una così seguita soprattutto, Sì, che ma la regione sì, non... c'è una cosa, però, che ci sono quelli più furbi di noi, ci sono quelli più furbi di noi. Noi lo facciamo, ripeto, per la passione, anche se adesso a me Esatto, ormai questa passione mi sta un po' scocciando l'anima. Però ci sono quelli più furbi di noi che qualche cosa la fanno, riescono a sgraffignare qualche cosa, falliscono, risorgono, ma noi non vogliamo... Anche perché, secondo me, secondo il mio punto di vista, è il fatto che non tutti hanno e operano con la nostra passione. Questa è la questione. Mentre a noi è rimasta ancora questa passione, gli altri, se non c'è lucro, se non c'è soldi, non riescono a fare altro. Allora noi, siccome ci sorregge soltanto questa passionaccia, vorremmo fare qualche cosa, ma non troviamo neanche posti dove, per esempio, tanto per dire, per andare a provare. Perciò si può considerare dei dilettanti. Anche se in effetti È inutile che loro mi scrivano nelle cose professionisti, vero professionista, eccetera, eccetera. Siamo dei dilettanti e basta. Sì, siamo dei dilettanti che magari ci mettiamo che la nostra professionalità, siamo d'accordo su su la quello. nostra professionalità, però rimaniamo sempre Siamo dei dilettanti, Francesco, però se ci mettiamo di fronte a un professionista e diciamo buonasera, si resti dov'è, si mette a fare il fornaio. La nostra esperienza ormai di decine di anni, Decine? svariate decine di 40 anni, dai. vabbè, svariate decine di anni, Antonino, basta. Non abbiamo paura di nessun confronto, nel modo più assoluto, solo che ci sono delle circostanze, delle cose che non ci permettono di poter operare come vorremmo. Quindi adesso le difficoltà che stanno sorgendo per questo prossimo lavoro sono più che altro pratiche dovute al fatto organizzative, sono organizzative soprattutto. Adesso siete da molto che non vi esibite, quanto... No, io sono già un anno e mezzo adesso che mi esibisco. Che sono stato malato. Sincerità, abbiamo paura anche di incontrare organizzatori che ci vorrebbero sfruttarci e basta. E questo è molto importante per noi e noi abbiamo paura di essere sfruttati, ma non a fin di bene, soltanto a fine di lucro, a fine di far guadagnare quattrini agli altri e basta. Ecco, questo la nostra coscienza, la nostra passione, secondo me, questo è il mio pensiero, non me lo permette. Ecco, io voglio rimanere nell'ambito del dilettantismo professionale, senza però dover dare agli altri la possibilità di dover guadagnare, e sarà anche un controsenso il mio, può darsi che sia anche un controsenso, però non mi sento di legarmi a dei produttori o a degli organizzatori che dovrebbero solo sfruttarmi. Sì, che alla fine diventa una cosa di cassetta e si perde un po' la spontaneità di quella che è la rappresentazione. C'è questo. Come tu vai a guadagnare e a me non mi dai niente. E io devo recitare per no. Sì, per la gloria. Allora lo faccio gratis, però lo faccio. Ma io recito anche per la mia passione, perché ho questa passione, però non è giusto che tu carpisci la mia buona fede, la mia passione soltanto a scopo di far quattrini tu. Basta, ecco, su questo non sono d'accordo. E adesso tornando un pochettino a quella che è la base, seguite una linea sulla preparazione della commedia, cioè come cominciate? Ecco, voi avete il testo. Prima di tutto abbiamo il testo. Ecco, ci organizziamo per bene, leggiamo il testo, bisticciamo, perché a me non mi piace, a quell'altro piace,
oppure ma io ci vedo qualche cosa che può anche andare, e ci mettiamo d'accordo, e allora si discute a tavolino prima. Si discute a tavolino, poi si cominciano a fare, c'è un mio Plinio per esempio che ha il dono delle forbici, lui prende la commedia, me la porta a casa, la leggo, poi vi faccio sapere com'è che va. Dico adesso questo niente, questo niente, lo passa a me. Io ho il vizio della giunta. Allora lo prendo, mi siedo a tavolino e la commedia a un certo momento diventa anche irriconoscibile, insomma, come ho fatto con Monzio Bacchis, perché se leggi il libretto è una cosa terribile. Lui invece letta lì in quella cosa che gli ho dato, vedrà che roba è. E dopodiché si cercano gli attori, prima fanno i medas, fa tutti quanti noi cerchiamo di adattare la parte a carattere dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, perché non tutti siamo uguali. Certo, ognuno ha la sua personalità, il suo ognuno ha carattere, la sua capacità e il suo carattere. E dopo si comincia a provare, si prova anche in casa, anche qua abbiamo provato. Non c'è bisogno che noi andiamo in teatro a provare, solo a provare anche in un angolino, tanto per vedere com'è che va, perché il ritmo è che conta. Poi dopo andiamo in un teatro per poter vedere i movimenti che possiamo fare. E lì nasce la commedia. Ecco, se ci piace. Quindi prima quello che è il testo recitato, certo, poi si mette su la regia. E poi la recitazione. Ho capito, anche la regia è tutto vostro. Tutta roba nostra, sì. Decidete, ma a volte ci sono degli scontri, guarda, perché la regia comporta... capirà, anche... tra fratelli poi... non siamo fili sulla lingua. Non c'è autorità, insomma, non c'è niente. Però... anche così, bisticcia. Poi, vede, abbiamo fatto, io specialmente, io mi sono staccato da loro a un certo momento, perché volevo sperimentare qualche cosa di nuovo. E infatti ho sperimentato qualcosa di nuovo. Ma la nostalgia che avevo io per i bisticci che facevamo noi, lei non le immagina neanche lontanamente. Era un fatto sentimentale più che altro, perché senza loro io mi trovavo spaesato, ero con un altro mio fratello, con Mario. E poi il regista era esterno. Non è che io non sopporti le correzioni del regista, intendiamoci bene. Questo lo cancelli dopo. Ma quando trova un imbecille che di teatro se ne intende proprio nuda, per dire niente, bravo scenografo, bravo organizzatore meraviglioso, un'organizzazione, guardi, che io non l'ho mai vista fatta così bene come fa lui, dal chiodino a ciò che posso dire, a una nave, lui era capace di mettere in scena tutte queste cose qua, mentre noi queste cose le lasciavamo, noi badavamo solamente alla recitazione e basta. D'altro canto, come si chiama quello che mi aveva detto quella frase dell'università, che io mi dimentico sempre il nome? Dottor Livio. Dottor Livio? Sì, dottor Livio. Io una volta Professor Livio. Insegna già alla cattedra della storia del teatro all'università. Io mi permisi di dire una volta, ma oggi il pubblico, quando ero lì e vedevo tutta questa scena che faceva questo ragazzo, il pubblico ha bisogno anche delle scene. Chi gli ha detto a lei? Se lei recita bene, recita anche con 2 lenzuola, se la mette bene in testa. Non si deve preoccupare della questione delle scene. Ciò che conta è quello che dice e come le dice le cose. Attirare l'attenzione del pubblico, ecco. Non certo con questo. No, e aveva 100 ragioni. Perciò io questa esperienza l'ho fatta, ma per me è stata un'esperienza positiva da un lato, perché sono stato fortunato a trovare questo testo che l'ho sfruttato fino all'ultimo. Negativa dall'altro, perché mi sono accorto che, e questo è la cocella, mi sono accorto che purtroppo di regia valeva più mio fratellino, che è più piccolo di me, il mio fratellino che ha 65 anni. Vabbè, tutta la regia che faceva questo, con tutte le esperienze del teatro che diceva lui. Era un regista moderno,
È quella commedia sarda, il regista moderno, non serve a niente, a nulla. Lo so anch'io perché io lavoro all'ente lirico. È il proverbio sardo che dice ad ognuno sa te sua, come te vuoi era stato vicini. Certo. No, mi sa, allora Perciò, possiamo concludere qua, con la speranza di vedervi al più presto, di ascoltarvi, sentirvi, di vedervi al più presto. Speriamo. io ve l'auguro di cuore. La voglia ce l'ho ancora, mi auguro che Antonino ce l'abbia lo stesso, e così Plinio e Ma Totoi e Emma e Maria Rosaria, perché c'è un'altra cosa. se ce l'hanno ancora. Poi Arrivata, questo io glielo metterei in qualche posto, come anch'io do.